Quasi 8 padovani su 10 si sono vaccinati, più di 100.000 quelli che ancora non hanno fatto neppure la prima dose. Ma è su questo tasto, quello delle vaccinazioni, che torna a puntare l'ULSS 6 Euganea per arginare il nuovo aumento dei contagi in provincia. 143.000 le prenotazioni messe a disposizione negli ultimi giorni, 13.000 quelle aperte in queste ore. Rispetto a quanto accadeva nelle ultime settimane, il portale ha registrato un aumento notevole per le dosi booster. Rispetto al weekend, non questo, quello precedente, cioè 2 weekend fa, in un weekend si erano iscritte circa 7.000 persone. Nell'ultimo weekend, quindi parlo di 3 giorni, da 7.000 siamo passati praticamente a 60.000 iscrizioni, quindi c'è stata veramente un'impennata. In arrivo a tutti i vaccinabili con terza dose un messaggino di ricordo e invito. Messaggio, precisano i vertici ULSS, che non equivale a una prenotazione. Non costituiscono una registrazione all'interno del sito. La persona che lo riceve poi deve entrare nel sito e scegliere la data appunto a lei più confacente. Boom di prenotazioni, impennata dell'incidenza dei casi che dai 53 ogni 100.000 abitanti di 6 settimane fa è passata a 249, con una diffusione su tutta la provincia. E se migliora la situazione nella casa di riposo Beggiato di Conselve, unico cluster tra le RSA del Padovano, il personale di supporto era destinato all'ospedale di comunità aperto nella cittadina, il secondo dopo quello di Campo San Piero. Sul fronte scuole, 2 i cluster attivi, in un istituto comprensivo della città e in uno di Piove di Sacco. In questo momento sono 72 le classi in quarantena, 137 quelle in monitoraggio. Un aumento dei contagi che rende fondamentale l'opera di tracciamento che, confessano i vertici ULSS, a volte diventa difficile. Adesso i nostri interlocutori molto spesso sono persone non vaccinate e quindi c'è tutta la problematica legata un momentino alla reticenza di dare informazioni e un atteggiamento non proprio collaborativo in questo tipo di attività.